C'è anche un veterinario trevigiano nell'elenco degli indagati dalla Procura di Belluno al termine del doppio blitz dei carabinieri della compagnia di Feltre che hanno stretto la morsa sullo spaccio di droga sintetica e tradizionale nel territorio. Sotto sequestro preoccupanti quantitativi di anfetamine, hashish e MDPV, una potente droga sintetica dagli effetti altamente stimolanti e con un elevato potenziale di dipendenza frequente nei circuiti del chemsex per potenziare l'esperienza sessuale. L'attività dei militari ha portato all'arresto di 2 giovani trevigiani sorpresi al Parco del Piave a Feniar di Setteville mentre confezionavano dosi di anfetamina all'interno di un'auto. La perquisizione nelle loro abitazioni ha consentito di recuperare e sequestrare altra droga sintetica, hashish e tutto l'occorrente per preparare le dosi destinate allo spaccio. Diversa la posizione del veterinario. Secondo gli investigatori, il professionista sarebbe il proprietario dell'auto utilizzata per trasportare la droga destinata ad un acquirente nel Feltrino. Nella sua abitazione e nel suo studio, perquisiti con il supporto dei carabinieri del NAS, sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di stupefacente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il veterinario e le 2 persone a bordo dell'auto, un uomo residente nel Trevigiano e una cittadina brasiliana domiciliata nel Lecchese in ottemperante a un decreto di espulsione emesso a fine giugno dal questore di Venezia, sono stati deferiti tutti in stato di libertà alla Procura di Belluno. Allarmante il sequestro dei quantitativi di MDPV che può comportare rischi devastanti, da gravi psicosi ad attacchi di panico acuti a cui si sommano complicanze come infarto, convulsioni e collasso cardiocircolatorio. Un fenomeno che gli investigatori stanno monitorando con crescente attenzione e che conferma come anche il bellunese non sia immune dal traffico delle nuove sostanze sintetiche.